Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. A te la linea. L'anno era il 1976, Ancora tu cantava Lucio Battisti, che
diciamo così, divenne il tormentone di di quell'anno in cui il PC sognò il sorpasso sulla Democrazia Cristiana, ma non ci riuscì. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 868 di oggi, mercoledì 23 di ottobre dell'anno del Signore 2024. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Grazie Lawrence per il tuo lavoro, buon lavoro, anzi, che mi permetti di arrivare alle orecchie e agli occhi di chi ci sta seguendo. Vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net e ricordate che fesso chi non legge radiolibertà.net, perché trovate tutte le migliori informazioni intanto su questa radio e poi perché ci trovate gli editoriali del nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti, i Liberamente, oppure la rassegna stampa di Sammy Varin, Auto da Fe con Giulio Cainarca, le videopillole della nostra radio. Ma che cavolo volete di più? Dai, radiolibertà.net. C'è una telefonata, la prendiamo subito. Comunque vi ricordiamo 0292947222 per i telefoni, oppure 340 670 9659. Solo una cosa prima della telefonata e prima del qui Parlamento. Signori, c'è stato un attacco terroristico in Turchia vicino Ankara, 4 morti, 14 feriti, e una fabbrica di munizioni, di armi, una fabbrica d'armi turca. Al momento non è stata rivendicata questa azione da nessuno. Il ministro Tajani ci informa che c'erano 8 tecnici della Leonardo, 8 tecnici italiani, ma sono illesi perché erano in un'altra stanza quando è avvenuto il fatto. Pronto, chi è là? Buonasera caro Antonino, Ciao sono dal Antonello. Veneto che ti... Ecco, vedi, io faccio proprio riferimento all'editoriale del vostro direttore, del mio entry, Giovanni Sallusti. Giovanni Sallusti, sì. Ecco, bravo. A proposito di quel, direi, calato emendamento, finalmente, dove si vorrebbe legiferare dicendo che la legge italiana va prima rispetto alle norme europee. Ora, caro Antonino, volevo solleticare anche le tue sinapsi, ovvero ci voleva così tanto tempo, tanti anni, per presentare un simile emendamento? Ma quanto dormono anche i nostri politici di centrodestra? Hanno aspettato tutta la bufera mediatica sulla giustizia, sui magistrati, per farsi inventare questo bel, finalmente motivato emendamento, alla pari di come fa la Germania o la Polonia. Dai, grazie Antonino, buona continuazione, speriamo che piova anche sui cervelli dei nostri destrogeni. Grazie, ciao. Grazie a te, ti dico solo questo. Ieri sera c'era Alessia Morani del PD, Lady Like, che interloquiva appunto con il nostro direttore, con Giovanni Sallusti, e alla fine ha avuto il coraggio di dire la Morani che le norme europee sono norme di rango costituzionale. E io lì ho detto, io anziché andare all'Università Cattolica a studiare diritto costituzionale con Giorgio Berti e con la professoressa Cabiddu, che qualche volta è stata nostra gradita ospite in questa trasmissione, potevo tranquillamente stracciare il libretto e andarmene a inseguire, non lo so, come dicono a Catania, ad assecutare cani, a inseguire i cani randaggi, campagne, perché evidentemente io di diritto costituzionale non capisco una mazza. E amen. Ora io ho appreso alla veneranda età di 44 anni che le norme europee sono norme di rango costituzionale. Va bene, va. In questa trasmissione non sono ammesse le urla. Ok, però io vi dico, provate ad andare a un esame di diritto costituzionale. Vi sedete, aprite il libretto
e dite a chi vi sta interrogando che le norme di diritto europeo sono di rango costituzionale. Poi vediamo se vi fanno alzare oppure no. Bene, adesso però è il momento di Qui Parlamento, ladies and gentlemen, e noi stasera abbiamo l'onorevole Graziano Pizzimenti che ci parla delle modifiche allo statuto della regione Friuli Venezia Giulia. Lorenz, se sei pronto vai pure. Qui Parlamento. Allora, io stasera per Qui Parlamento ho il piacere di avere l'onorevole Pizzimenti, l'onorevole appunto Graziano Pizzimenti. Senta, che modifiche sono state introdotte allo statuto della regione Friuli Venezia Giulia? Le modifiche principali sono quella della reintroduzione delle province di primo livello, cioè quindi elettive sia del presidente che dei consiglieri, e poi c'era anche la composizione del consiglio regionale che viene fissata a 49 membri fissi indipendentemente dalla popolazione. Queste sono le due cose più importanti. Su richiesta dalla regione. Io ricordo a tutti che queste modifiche, queste proposte arrivano direttamente dal Consiglio regionale, che sono state votate a maggioranza assoluta e essendo statuto speciale devono essere cambiate, diciamo così, lo statuto deve essere approvato anche a livello romano, quindi parlamentare, con una doppia lettura, cioè come se fosse una riforma costituzionale. Ecco, onorevole, ci sono i voti per fare questa modifica soprattutto? Come, scusi, non ho sentito. Ci sono i voti in Parlamento per fare questa modifica? No, ci sono stati, oggi sono stati, adesso deve andare al Senato, ovviamente, dopo ritorna alla Camera e ritorna al Senato, come tutte le riforme costituzionali, ha una doppia lettura, quindi se, come si spera, dopo i famosi 90 giorni alla volta, di un passaggio all'altro entro 90 giorni, quindi possono fare la settimana dopo, come l'89esimo, tutto dovremo arrivare, diciamo, a metà fine anno del prossimo anno con la riforma fatta. Molto bene. Questo naturalmente immagino permetterà anche delle economie una maggiore, diciamo, capacità di gestione della regione. Ecco, diciamo che è fatta soprattutto per questa, perché c'è stato, quando sono state tolte, sono state introdotte degli altri diciamo così, enti che non hanno avuto assolutamente successo sul territorio, per cui si ritorna alle province sia dal punto di vista di efficienza, sia dal punto di vista della rappresentatività, perché eleggere direttamente dai cittadini che eleggono direttamente i propri rappresentanti è sempre un atto di democrazia elevata, da cui uno può ovviamente tener conto anche negli anni successivi, nei momenti successivi. Chi fa bene rimane, chi fa male va a casa, ma soprattutto di efficienza, perché ovviamente avere un ente più vicino al territorio dà maggiore efficienza ed efficacia anche alle amministrazioni comunali e quindi ai sindaci. Onorevole, insomma, diciamocelo chiaro, le care vecchie province che erano state messe sul banco degli imputati 15 anni fa dicendo ma sono inutili, sono uno spreco, vanno abolite, qua e là, alla fine della fiera avevano solo bisogno di una revisione per funzionare meglio. No, io ricordo a tutti che la regione che non ha nessun tipo di provincia è il Friuli Venezia Giulia, mentre il resto d'Italia hanno le province di secondo livello, cioè i sindaci eleggono il presidente della provincia. Per cui oggi in regione Friuli Venezia Giulia abbiamo sperimentato in questi anni che la mancanza delle province è un danno dal punto di vista sia amministrativo, soprattutto di risposta ai cittadini, e poi anche di democrazia, perché non vengono eletti dai cittadini ma dai sindaci. Quindi pensate, un sindaco che fa già ore e straore o ha già grossissimi problemi a gestire il suo comune, dovrebbe gestire un'area vasta come la provincia, non so se a tempo perso o meno, però sarebbe un grande problema, insomma. Beh, certo, naturalmente la qualità della sua azione, diciamo, amministrativa ne risentirebbe e non poco. Assolutamente sì. Ecco, a maggior ragione io penso anche ai problemi che stiamo avendo in questo periodo, come ad esempio l'alluvione che c'è stata
in Emilia-Romagna tutto il maltempo da nord a sud. Un ente come Sì. la provincia, eletto dai suoi cittadini e che quindi ha un legame molto più forte col territorio, probabilmente sarebbe anche più in grado di gestire la stessa salvaguardia del territorio. Allora dipende, questo per dire la verità dipende, perché la potestà primaria su questa materia ce l'ha la regione, anche se in realtà avere la provincia qual è il vantaggio? Che si hanno delle persone o dei dipendenti della provincia operativi sul territorio e soprattutto sentinelle del territorio, cioè si sa benissimo in tempo reale cosa sta succedendo e dove sta succedendo sul territorio. Sicuramente, appunto, sono molto più presenti e molto più legati al Chiaro, territorio. chiaro, chiaro. Ecco, onorevole, senta, lei fa anche parte della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici e fa parte anche Sì, sì, della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio sì, d'Europa. sì, sì. Mi dica una cosa, ma se può astenersi dalle parolacce, ma so che lei è una persona estremamente educata, quindi non le usa. Come c'è rimasto ieri quando l'ECRI ha detto che la polizia italiana è razzista e siamo un paese nel quale si fomentano i discorsi d'odio? Allora, devo dire che devo fare tanta fatica a trattenermi, come dice lei, a essere, non dico educato, ma equilibrato quantomeno. Un'affermazione così neanche gli stati dell'Africa non riesco a dirle, perché veramente siamo oltre ogni ragionevole equilibrio e di buonsenso. Se la polizia è razzista in Italia, io non oso pensare cosa sono in certi paesi in giro per il mondo. Io sarò sempre e sono sempre pro polizia, perché so qual è il mestiere che fanno e so le difficoltà e soprattutto i pericoli che- che- che corrono i poliziotti giorno dopo giorno. Per cui questa è un'affermazione che rimando al mittente nella sua interezza, e sto con i poliziotti sempre e comunque. Certo, questo mi sembra doveroso, aggiungerei, visto e considerato che i poliziotti, i carabinieri, le forze dell'ordine in questo paese molto spesso sono anche quelli che restano feriti perché non possono reagire più del giusto o addirittura ci lasciano la pelle contro le E mafie se, e contro la e se non ci criminalità. lasciano la pelle, che magari reagiscono, rischiano di farsi un processo che dura decenni per abuso, per maltrattamenti o cose di questo, pagandosi il proprio avvocato, poi Esatto, come a pagandosi tutte le Verona la spese. settimana scorsa. Bravissimo. Quindi vuol dire, cioè, più di così non so cosa devono fare questi poliziotti. Sì, appunto, dovrebbero andare in giro disarmati, ma questo era un Sì, vecchio sì. sogno della sinistra E, negli anni e chiedere per 70. favore smettetela, no? Sì, appunto, tipo educandato, va, per Sì, sì, cortesia, sì, sì. dai, Per smettila di stuprare, cortesia, fai il bravo. sì, fai bravo, Benissimo. mi raccomando. Sì, sì, non spaccare la vetrina, non Sì, sì, rapinare, che se no poi la sì. notte non dormo. Vabbè, va. Ecco, va Senta, bene. onorevole, senta, Sì. onorevole, ecco, in tutto questo chiudiamo questa nostra conversazione. Io la ringrazio del suo tempo e della sua Allora, grazie a cortesia. voi, grazie a voi. Che cosa farà domani? Quali sono i suoi prossimi impegni in aula? No, per dire la verità, l'aula è finita oggi Mm. pomeriggio perché ci sono le elezioni a fine settimana in Liguria, quindi c'è lo stop per la fine della campagna elettorale. Per cui siamo di ritorno, andiamo sul territorio. Io già domani ho una serie di incontri, venerdì sera abbiamo a Trieste la convention di tutto il centrodestra dai 2 anni dell'insediamento in Parlamento, per illustrare quanto è stato fatto finora, i traguardi raggiunti, e spiegare alla gente, ai giornalisti, a chi verrà e non solo, quali sono le cose buone che abbiamo fatto. Molto bene, allora buon viaggio, visto che la Grazie, trovo in pieno viaggio, sì. e buon lavoro all'onorevole Graziano Pizzimenti. Grazie ancora. Grazie a voi, ai telespettatori, grazie a tutti. Qui Parlamento.
A te la linea. Di avere al telefono lei, sua soavità, Paola D'Amico, ovvero l'amica degli animali. Lawrence, se lei c'è, vai pure con la sigla. L'amica degli animali con Paola D'Amico. Ecco, Paola è scappata davanti alla presentazione. La vediamo subito. E questo è il bello della diretta, avrebbe detto la buonanima di Gianni Minà, e effettivamente così, come potete ben vedere. Tecniche di accoglienza radiofonica, secondo modulo. No, dai, vabbè, queste sono le assurdità, ahimè, della tecnologia moderna, perché vedete, anzi, come dicono gli inglesi, sono problemi del primo mondo, come dicono loro, perché c'è niente da fare. Qui abbiamo linee sempre più veloci, connessioni, computer sempre più sofisticati. Dopodiché, però, i telefoni cellulari perdono ancora la linea. Bellissimo, come Dovrebbe essere nel pronta? Dimmi, Lawrence. Dico, dovrebbe essere pronta. Eccola, l'abbiamo recuperata, vedete? Grande tecnologia, poi i telefoni cellulari perdono la linea come nel 1990, quando c'era l'Etax. Chi di voi ha avuto l'Etax? Però i telefoni, quelli che costavano 1.500.000 lire, no, quelli che si portavano a tracolla, no, le chiacchiere. Cara Paola, buonasera. Buonasera Antonino. Intanto Io ben sentivo una musichetta trovata. di sottofondo. Io insomma avevo cercato di presentarti, però si è sentito sto tu Io con un sentivo tempismo invece. comico straordinario, come a dire scappata, che non è straordinario. Io, sua soavità, Paola D'Amico, perfetto. Ma tu mi senti? Sì, ora sei in onda, Perché io tutto a prima, posto. io sentivo una musica, sentivo una canzone di Infatti sottofondo. era il tema del lupo di Oscar Prudente e Ivano Fossati. E fatto benissimo a mettere queste canzoni, perché poi di lupo parliamo, come promesso. Però prima partiamo dall'attualità, perché è una notizia di questi giorni, noi la metteremo domani sul nostro Passione Buone Notizie. C'è una notizia di Firenze, arriva da Firenze, il carcere di Firenze, noto come Solviccianino, Mario Gozzini, e c'è una convenzione della regione col carcere perché i detenuti, quelli che sono in semilibertà, che quindi durante il giorno possono uscire, diventino addestratori di cani guida per i ciechi. Perché? Perché a Firenze c'è la prima grande scuola di cani guida, ce n'è una anche molto importante all'Imbiate che ho visitato più volte in Lombardia, poco distante da Milano, ed è veramente uno spettacolo, merita una visita perché ci si appassiona alla causa. E il problema è che in parte mancano gli addestratori, ma quello che ci segnalano a Milano è che mancano anche le famiglie disposte a fare da puppy walker, cioè a tenere il cagnolino piccolo dai 3 mesi all'anno di vita, quando si può cominciare ad addestrarlo. In quel periodo, 15 mesi, 9 mesi, diciamo, il cagnolino va tenuto in un ambiente normale, va abituato alla vita della famiglia, alla vita della città, e poi deve essere riconsegnato, quindi non diventa un tuo cane di proprietà, tu sei soltanto un affidatario, un adottante, un umano adottante momentaneo, poi va riconsegnato alla scuola dove viene addestrato. Quindi più famiglie disponibili ad accettare in casa un cucciolotto per 9 mesi ci sono, più è facile trovare cani da addestrare per i ciechi. Il problema è che manca questa disponibilità delle persone, perché possiamo immaginarlo, ci va in casa un cucciolino che ha appena compiuto 3 mesi, un tenerone, tombetto, di solito sono Labrador, dolcissimo, e poi separarsene è veramente una cosa complicata. Però a Firenze hanno fatto un passo in più, hanno detto prendiamo i tenuti in semilibertà che sono in grado di imparare questo lavoro da addestratore
e assegniamoli a loro. Per cui il cane esce durante il giorno, fa una vita cittadina insieme a loro, impara a conoscere i pericoli, gli ostacoli, gli attraversamenti, e poi durante la notte torna in carcere dove ci sono spazi ad hoc per loro. Un progetto che parte a fine anno, iniziano 5 di questi animali e poi probabilmente, se ci saranno altri detenuti disponibili a questo, si allargerà il progetto. E questo perché è importante ed è bellissimo? Perché è stata preceduta l'esperienza in America, negli USA, da una suor Pauline Quinn, che anni fa ho conosciuto perché è venuta in Italia, e l'abbiamo portata a visitare il carcere di Bollate, dove c'erano, adesso non ci sono più, c'era un gruppo di cavalli abbandonati, recuperati, che venivano accuditi dai detenuti. E l'attività di accudimento di questi animali era importantissima perché trasforma letteralmente le persone. E lo dicevano anche i detenuti. Quindi Sor Pauline ha iniziato questa attività portando in America, ci sono carceri in cui, a differenza delle nostre, sono moltissimi giovani che rimangono dentro per periodi infinitamente lunghi, e quindi li addestrano addirittura a fare attività anti-esplosivi e antidroga, che sembra quasi un paradosso, e invece pensate cosa può accadere. E lei è stata anche a trovare Papa Francesco, che appunto, diciamo, una villa nonnina suora americana, che ha anche fatto battaglie per poter trasportare il suo cane per ciechi, perché è addestrato doc sui treni italiani. All'epoca c'erano 10 anni fa circa, ci eravamo occupati di questa cosa. Poi l'altra cosa che non deve mancare, importantissima, sempre l'abbiamo segnalato sul web, è la settimana. In realtà si va avanti fino al 1 novembre, da lunedì in Colombia, a Cali, tutti i paesi del mondo si riuniscono, gli esperti, per la prima conferenza internazionale sulla biodiversità. Si parla tanto di biodiversità, in realtà c'è un grande lavoro che si sta facendo, e questo incontro è soprattutto mirato a capire dove trovare i fondi per attuare quel bel progetto, diciamo, che è già stato disegnato 2 anni fa alla COP16, per non perdere biodiversità. Ed è suggestivo il fatto che si ritrovino in Colombia, perché la Colombia è un paese ricchissimo di biodiversità, di fiumi, di laghi, di animali selvatici, e secondo l'ente, la FAO, è il paese praticamente il 7° deposito, tra virgolette, mondiale di possibili sostanze nutritive per il pianeta. Quindi c'è un mondo, una Colombia sconosciuta, siamo abituati a parlare di Colombia pensando alla droga, ai trafficanti, ma la Colombia è soprattutto un luogo del mondo straordinario proprio per la biodiversità, un luogo da tutelare. Poi Sicuramente. vi ho girato 3 foto. Sì, infatti. E sono, diciamo, collegate. Una, quella in cui c'è la mano con un anello e un aletto sul palmo della mano, è il moscardino. Quella più piccolina invece, quella in cui si vede una specie di topolino, non so se riesci a vederlo bene. Sì, piccolino. È un altro animale minuscolo. E cominciamo però dal moscardino, perché il moscardino si è occupata la stessa ricercatrice Olivia Dondina, con cui ho parlato proprio per noi, per Radio Libertà, perché ha trovato nel Parco Nord, è una ricercatrice, un'ecologa dell'Università di Bicocca. Ha un lungo percorso di studi, in realtà questa ragazza, giovane ragazza, si è laureata a Milano in statale in Scienze della Terra, poi è andata a fare dottorato a Pavia e poi a Bicocca, e poi si è laureata a Pavia. Insomma, un lungo percorso professionale attraverso 3 università, e studia i lupi, ma anche altri animali. E nel Parco Nord di Milano, il nostro grande parco, praticamente lei ha trovato il moscardino. E è una cosa un po' strana, perché lei è proprio specializzata nella protezione e nel ripristino della biodiversità delle aree urbane, e quindi sul Centro di Ricerca Nazionale finanziato dal PNRR, e quindi dice è un animaletto. Uno può pensare che il moscardino è un piccolo calamaro. No, non è un piccolo calamaro, ma un piccolo roditore agricolo
devi come piccino, stai in una mano, un po' simile a un ghiro, diciamo, ma ancora più piccolo, ha questo pelo, cos'è, un arancio dorato, e fa dei piccolissimi nidi sferici nel sottobosco oppure nelle cavità degli alberi e usa esclusivamente foglie e muschio. È un piccolo mammifero, non si sapeva che fosse arrivato nel Parco Nord, anche perché il Parco Nord è un po' un parco particolare, è nato per volontà di essere umani, non c'era un parco preesistente. A un certo punto nella storia di Milano, della metropoli, nella sua periferia si è deciso di riconnettere alcune grandi città, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Milano, periferie anche un po' tristarelle un tempo, no? Città industriali, a Stalingrado, no? Era Sesto San Giovanni, di riconnettere con un parco. E questo parco, che è meraviglioso, un parco costruito quindi dall'uomo poco per volta, e il fatto che venga colonizzato da specie così particolari che non ci si aspetta di trovare è un indicatore interessantissimo di proprio biodiversità. È la prima volta che si trova, diciamo, risultava assente in pianura padana e invece, guarda un po', è ricomparso, proprio perché ha trovato degli habitat perfetti in cui vivere. Per esempio, ama gli alberi di nocciolo, il rogo, la rosa canina, il biancospino, e quindi diciamo in primavera e estate si nutre soprattutto di fiori e poi di invertebrati, e in autunno passa alle bacche e ai semi, quindi le nocciole sono il suo alimento preferito, per cui è molto vario, un animale che sa veramente adattarsi. E allora torniamo a lei, a Olivia Dondina, che domenica ho sentito e le ho detto che avremmo parlato delle sue ricerche su RPL. E perché Olivia? Perché Olivia ha fatto altre ricerche interessanti e un po' di anni fa venne consultata come esperta di lupi, è una delle giovani esperte, adesso ha 36 anni, ma diciamo, è in crescita la sua esperienza, per un lupo, anzi diciamo per un animale, un cane, si pensò allora, che era stato ritrovato nella Darsena di Milano. Arrivano i soccorritori, tirano su questo animale, si pensa sia un cane, lo portano al canile di Milano, al canile comunale, al canile veterinario, scusate, all'ASL, e i veterinari rimangono un po' interdetti. Vi ho mandato una foto di lupo che verrà ribattezzato Ambrogio, perché il lupo Ambrogio in realtà, il cane Ambrogio non è un cane, è un lupo. La veterinaria intuisce che c'è qualcosa di diverso, non può essere ridotto malissimo, perché praticamente era caduto nel Ticino. Il Ticino, soprattutto quando si ingrossa, è abbastanza potente come velocità d'acqua, era finito in Darsena e lì era stramazzato, non riusciva a risalire, diciamo, i lati, insomma, il Ticino quando viene urbanizzato. Il risultato, l'animale era quasi morto. Ed era difficile capire cosa fosse proprio perché era distrutto, sporco, bagnato, però il muso era inequivocabile, per cui la veterinaria ha chiamato Olivia Dondina e le ha chiesto di andare a fare una consulenza. Olivia ha confermato trattarsi di un lupo, un giovane lupo quindi all'inizio della sua esperienza di vita autonoma, e lei ha seguito Ambrogio è stato portato sul Parco d'Appennino in Emilia Romagna, è stato riabilitato in un centro ad hoc per i lupi, quindi nella selvaticità, toccato il meno possibile, e poi riportato a casa sua nel Parco del Ticino. Sono riusciti a mettere un radiocollare, e per diverso tempo, mi spiegava Olivia, il radiocollare è rimasto attaccato, quindi loro hanno studiato questo lupo giovane che si spostava cercando una compagna. Perché? Perché in un branco, mamma, papà, i nuovi piccoli, tra l'1 e i 2 anni i lupi lasciano il branco, lasciano i genitori e se ne vanno in dispersione, sia maschi sia femmine, e quindi stanno soli per lungo tempo finché non trovano un compagno, una compagna, e formano il nocciolo di un nuovo branco. In questa fase della loro vita, tutti quelli che hanno paura al lupo, io non sapevo, ma in questa fase, da 1 o 2 anni, quando vanno in dispersione e sono da soli, il 60% muore, non ce la fa a sopravvivere. Quindi
in realtà questi lupi, che sono comunque intelligentissimi, vivono bene in branco, cacciano in branco, senza il branco sono a rischio e quindi diciamo non hanno nemmeno la forza per essere selettivi rispetto alle prede selvatiche, devono mangiare quel che trovano, mentre invece normalmente il lupo è molto selettivo. Il lupo preferisce il cinghiale a una pecora o una mucca, è proprio un equilibratore della natura. E io appunto mi mancava questo elemento, non sapevo che quando andavo in dispersione buona parte morivano. Ambrogio ce l'ha fatta, hanno seguito un lungo viaggio verso nord, purtroppo il suo viaggio verso nord, verso le Alpi, si è interrotto perché ci sono come sempre queste grosse barriere che sono le autostrade che bloccano gli spostamenti, e poi è sceso verso sud. Sappiamo a un certo punto, dopo un anno che lo seguivano, il radio collare probabilmente si è staccato, è riuscito a liberarsene e quindi si è perso. Però seguire Ambrogio è stato molto interessante perché è sopravvissuto a lungo e probabilmente si è spostato dal Parco del Ticino perché non ha trovato una compagna. E questo è molto, molto bello come tema. E Olivia continua a studiare questo lupo Ambrogio, e sta diventando una delle più importanti ricercatrici sui lupi. Noi sappiamo che il lupo negli anni 70 ha cominciato a essere tutelato, negli anni 70 eravamo praticamente arrivati a un centinaio di esemplari sull'Appennino, e 100 esemplari sono pochissimi, proprio perché non è facile per il lupo sopravvivere. Adesso sono in tutta Italia circa 3.300, e la speranza è che ci sia una contaminazione con i lupi che arrivano alla Slovenia attraverso le Alpi, perché proprio essendo così pochi i branchi delle famiglie originarie, questo centinaio, non c'è differenza genetica e quindi è più fragile l'individuo. E questa è una grande lezione che c'è nella natura e che per me risentire ogni volta veramente importante, che c'è soltanto un mescolamento tra i popoli aiuta il DNA a fortificarsi, a rendersi più forte. Sappiamo noi stessi umani, no? Quando ci si sposava tra fratelli e cugini era facilissimo che arrivassero malattie mentali, anche malattie genetiche, no? E quindi lo stesso vale per i lupi. La speranza dei ricercatori è che a un certo punto ci sia un momento in cui c'è una contaminazione, un rimescolamento genetico che permette alla specie di sopravvivere con maggiore forza. I lupi comunque non sono un pericolo per noi, che se ne dica, anche se in Europa stanno discutendo di abbassare il livello di protezione, perché comunque loro sanno, se c'è cibo in abbondanza c'è maggiore riproduzione, se non c'è cibo non si fanno tanti figli, tanti piccoli, tanti cuccioli. E questa è la lezione sui lupi che ogni volta, ripeto, per me è importante rinfrescare. Però a questo punto ti pongo una domanda. Frate Lupo, per chiamarlo come diceva San Francesco, attacca o no l'uomo? No. Allora, il lupo è talmente intelligente che ha paura dell'uomo, giustamente, perché l'uomo è il vero killer, no? Su questo pianeta. Siamo noi che facciamo dei grandi danni, purtroppo. Abbiamo un potenziale straordinario, ma spesso lo sprechiamo. E me l'ha confermato Olivia, perché mi ha spiegato che lei ha messo diverse fototrappole nei luoghi frequentati dai lupi, perché loro li devono studiare in questo modo, quindi fototrappole, e si vedono i passaggi e gli spostamenti nei percorsi che si immagina possano fare i lupi. Benissimo, dice, io spessissimo, quando ho messo la fototrappola, poi ho acceso il computer e ho visto che subito il lupo andava ad annusare, controllare, verificare. Cosa vuol dire? Che il lupo non è che ha trovato la fototrappola per caso. Il lupo mi stava osservando, ha aspettato che io mi allontanassi, non si è fatto vedere, molto elusivo, non si fa vedere, e poi andato a controllare cosa avevo fatto. E questa è la riprova. Noi non dobbiamo pensare di fotografare il lupo, di andare a cercarlo, lasciamolo in pace. Lui però non ci perde l'occhio. Lui ci vede, ci controlla, ci monitora a giusta distanza, non si fa trovare, non si fa immortalare,
quando diventa un problema, quando si lascia cibo in giro, quando si pensa di essere furbi e si dà cibo. Abbiamo visto anche con i cinghiali, no? La gente che dava cibo in spiaggia, in Liguria, ok? Ma anche quello qui in stazione a Cremona abbiamo una persona che porta quintalate, sacchi neri con la spazzatura pieni di pane per i piccioni, e si è creato un problema incredibile. Ha dovuto trasferire la polizia ferroviaria perché c'erano le cimici, perché i piccioni possono anche portare malattie, no? Certo. Ma perché sono tutti lì? Sono tutti lì perché c'è uno che ogni giorno porta un sacco di pane secco, e i piccioni sono mica scemi, perché devono fare fatica ad andare a cercare cibo quando c'è a disposizione all'ora X tutti i giorni. E lo stesso i lupi, lo stesso gli orsi, anche a Marena, il famoso orso dell'Abruzzo. Sì. Qualcuno lasciava la spattonera aperta, la frutta matura sull'albero, cioè se vogliamo convivere pacificamente, perché loro sono i selvatici e quello sono, dobbiamo imparare anche a gestire la convivenza. E quando il lupo diventa pericoloso? Quando, come l'orso, diventa confidente, quando trova cibo con facilità, quando si avvicina, quando c'è qualche furbo che pensa, sai che faccio la foto con il lupo che l'addestro, che lo domestico, non esiste, e quindi il lupo a quel punto si avvicina, non è più elusivo, non teme più l'uomo. Ma guarda, credo di avertela raccontata, ma mi piace raccontarla ancora una volta questa cosa. Era l'inverno del 1992. E eravamo saliti con la macchina in Sila, andavamo a Longobucco, che è un paese famoso per i lavori che fanno, i pizzi al tombolo, tutta roba col tombolo. Andateci se avete possibilità. A un certo punto ci siamo fermati nel bel mezzo di questo bosco della Sila perché dovevamo montare le catene da neve, e siccome la macchina aveva la trazione posteriore abbiamo cominciato a sollevarla dal posteriore sinistro. A un certo punto io ero di spalle, guardavo mio padre e mio fratello, aspettavo il momento per passargli la catena, e mi ricordo che ho sentito proprio una presenza alle mie spalle. Mi giro, a 5 metri di distanza, non di più, c'era questo bellissimo lupo con peraltro le 2 zampe anteriori bianche tipo 2 calzini, il lupo quello di Balla coi lupi, che mi fissava. Cioè, questo era arrivato nel silenzio più totale, perché non c'era nessuno. C'erano solo sti 2 muri di neve e poi gli alberi, nient'altro. Questo era sbucato non so da dove. Il tempo di girarmi verso mio padre e dirgli papà c'è il lupo era sparito senza fare assolutamente rumore. Bellissimo. Bellissimo. Incontro magico. Sì, decisamente. Incontro magico. Decisamente, per me è un incontro magico, sì, ha una poesia, e ripeto, dopo più di 30 anni ancora me lo ricordo come fosse adesso, credimi. Infatti, comunque ripeto, io sono convinta appunto di questo che vi stiamo dicendo, e lei me l'ha confermato, perché niente come un ricercatore che si muove nei boschi a cercare, mappare, censire questi animali, che racconta questa cosa, insomma. L'ultimo animale, poi non vi campino più, non vi tormento più, è il muschiolo, quest'altro piccolino che vediamo, no? Sembra un topino. Sì. E è la cosa straordinaria che nel regno animale ci sono proprio creature che si distinguono per le loro dimensioni minuscole. E il muschiolo è stato fotografato, questa foto è di un autore che chissà come ha trovato, Francesco Grazioli, è di pochi centimetri, veramente pochi centimetri. Ed che è meraviglia. Cosa ci dimostra questo muscolo, diciamo, opposto a un pigmeo, pesa 30 grammi, e quindi andiamo in natura dall'elefante africano che pesa 6 tonnellate a questi animali di 30 grammi. Questo animaletto è lungo da 3 a 5 centimetri, minuscolo veramente, e nonostante la minuscola statura mangia insetti a volontà, è sempre alla ricerca di cibo perché ha un metabolismo rapidissimo, quindi deve consumare ogni giorno una quantità di insetti pari a 8 volte il suo peso corporeo, e quindi dobbiamo ringraziarlo perché anche lui
fa un bel lavoro di pulizia della, diciamo, spesso dagli insetti siamo infastiditi. Tra l'altro è un predatore, quindi, perché mangia gli insetti, ha dei riflessi fulminei e ha un morso che è stato misurato 12 volte più veloce di un battito di ciglia umano. Allora, proviamo a battere le ciglia, il movimento delle ciglia è velocissimo, non ce ne accorgiamo, se parliamo con qualcuno non ci accorgiamo mentre batte gli occhi, no? Certo. Batte le ciglia. Ecco, questo morso è 12 volte più veloce del nostro battito di ciglia, quindi una cosa impressionante. E tutta questa velocità è quello che li rende cacciatori straordinari, formidabili, nonostante appunto sia minuscolo. E come dire, la sopravvivenza è proprio giocata su questo, no? Minuscolo ma potente nella velocità. E questo è un indicatore interessante, è un mammifero, della capacità proprio di adattamento dei mammiferi. E noi su questa capacità di adattamento degli animali dobbiamo contare per il futuro del nostro pianeta, delle nostre generazioni, perché probabilmente loro riescono a adattarsi più velocemente di noi ai cambiamenti e alle mutazioni climatiche. Noi abbiamo come supporto l'alimentazione, le cure mediche, però siamo un po' più lenti nell'adattamento, infatti vediamo che spuntano dei problemi tutti i giorni. Basta con questa, diciamo, carrellata nel mondo dei selvatici, vi abbraccio e vi saluto. Allora, un abbraccio a te Paola, ci ritroviamo martedì prossimo con buone notizie, il dorso del Corriere della Sera, e grazie. dove tu scrivi lodevolmente mercoledì 30 invece qui in radio, ok? Grazie Antonino, buona serata a tutti e a tutte. Grazie a te cara. E adesso pausa e ci sentiamo gli Spandau Ballet Gold del 1983 e dopo arriva lui, Antonio Zennaro, a tra poco. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here.
A te la linea. Va ora in onda Conto Corrente, economia e finanza per tutti. Conduce Antonio Zennaro. Buonasera Antonino, buonasera a tutti gli ascoltatori. E allora, stasera abbiamo cominciato con gli Spandau Ballet e Gold. Come siamo messi con loro? Sembra che viviamo in tempi d'oro? Questa è la domanda. Beh, forse d'oro non sono, perché mentre stiamo parlando, no, è in corso anche questo attentato in Turchia che fa insomma presagire tempi cupi, tempi di tensione in Medio Oriente, già una guerra in corso, e quindi il conflitto si potrebbe anche allargare con questo, non si sa ancora da chi è stato fatto questo PKK, insomma, quindi una situazione di incertezza forte che arriva dal Medio Oriente. E nell'incertezza, ahimè, insomma, ovviamente dalle notizie negative, l'oro e l'argento si rafforzano. Insomma, arriviamo da un anno in cui siamo intorno, negli ultimi anni più 60, più 70% ha fatto l'oro giallo, ma anche l'argento insomma ha avuto soprattutto negli ultimi mesi un vero rally delle materie prime preziose, e insomma su questo insomma si pensava che era un investimento d'altri tempi, no? Di solito l'oro, l'argento si usavano in momenti in cui insomma guerre, difficoltà, insomma dall'antichità si usa come una moneta di riserva vera rispetto al denaro, e in tempo di Bitcoin invece anche l'oro prende la sua forza in maniera inaspettata, no? Per analisti, insomma esperti, insomma, che avevano decretato la morte dell'oro fisico. Però all'interno dell'oro abbiamo una discussione molto più ampia, che si innesca anche geopolitica, paesi emergenti, i BRICS con Russia e Cina, ma anche l'America Latina, l'estrazione nei paesi, no, del Sud America, ma dell'Africa, e quindi è un po' quando parliamo di oro, di argento, parliamo ad esempio anche di un materiale che viene utilizzato per i semiconduttori, quindi per tutto quello che è il tech, quindi anche approvvigionamento delle catene produttive, e quindi possiamo dire che ci sia una forte attenzione sull'oro. Ora è da capire, per chi ci ascolta a casa, come fare per investire con l'oro, perché ci sono tanti modi e si rischiano anche tante fregature di investimento. Certo. Allora, un metodo, se vogliamo, più tranquillo è quello di investire nei cosiddetti fondi indicizzati in oro o argento o materie prime. Si va dal proprio consulente e si dice che uno vuole investire. Con questa modalità non si ha l'oro fisico, non si ha insomma il lingottino, però altri invece vogliono investire direttamente con l'oro fisico. Quindi anche qui, chi lo volesse fare, consigliamo sempre di appoggiarsi a soggetti che siano autorizzati per legge per l'oro investimento, quindi c'è un'autorizzazione specifica per operare per l'oro da investimento, quindi consigliamo chi ci ascolta da casa sempre di evitare il fai da te, evitare gli arrangiati
Cioè, quando dico arrangiati, il cugino che ti conosce, quello che ti fa investire, capito, a uma, no? Occhio, perché si rischia poi di rimanere senza soldini, senza risparmi. Selezionate sempre persone che sono autorizzate, che sono magari anche dal mercato da tanti anni, perché io consiglio sempre sui temi dei soldi, delle cose, di evitare insomma le persone che non appartengono o a istituti, a situazioni con una storia. Quindi occhio alle fregature, occhio ai fai da te, occhio ai consigli a uma. Geopolitica. Allora, c'è chi dice fondamentalmente che il rafforzamento dell'oro dall'argento è anche collegato a un indebolimento del dollaro dell'Occidente, perché la Russia, la Cina sono grossi investitori anche l'India, se poi consideriamo un aspetto più culturale. Questo io non so dirlo se geopoliticamente è un'operazione, dei BRICS per indebolire il dollaro. Non ne sono convinto. C'è sicuramente un aspetto dell'aumento del debito pubblico americano e quindi tanti per andare in copertura comprano materie prime. Però sicuramente c'è anche un ritorno ai fondamentali. In tempi di inflazione, ovviamente, l'oro e l'argento rappresentano un porto sicuro, no? Per chi vuole coprirsi dall'inflazione. Quindi sono, Antonino, vari gli argomenti del perché l'oro sia cresciuto in maniera così grande. E vedremo poi se durerà questo aumento. Altri dicono che continuerà a salire ulteriormente. Io, Antonino, la sfera di cristallo non ce l'ho, vorrei averla, ma non ce l'ho, quindi non so dire se l'oro poi continuerà a salire o se potrebbe avere una correzione. Sicuramente chi l'ha avuto nel portafoglio ha fatto delle ottime performance ed è veramente contento. Quindi è stato fortunato, è stato bravo, non lo so, dipende poi dalle scelte che uno ha fatto. Sicuramente va monitorato, va controllato, perché comunque ha dei riflessi geopolitici importanti, e quindi ne parleremo, penso, anche nelle prossime puntate di cosa accadrà con l'oro, con l'argento e tutte le materie prime. Addirittura il caffè sta salendo, che è una materia, ovviamente non è un metallo pregiato, però anche i dati sul caffè ci dicono che c'è un aumento, aumenterà la tassina, c'è il rischio, c'è. Mentre altri, ad esempio, prodotti dell'agricoltura sono discesi, come la soia. Quindi è molto difficile fare previsioni sulle singole materie prime di cosa accadrà. Qui se anche consideriamo, se togliamo l'argento, un altro modo per investire, per chi vuole fare, è andare a investire nelle società minerarie che che operano, insomma, quindi anche questa è un'altra modalità indiretta, no? Come chi vuole investire sulla risalita del petrolio, che è calato, invece, materia prima che è calata, magari compra le azioni di Eni o delle società petrolifere. Quindi ci sono varie modalità. Io dico che chi non è esperto, chi non ha all'interno, chi non ha studiato magari il mercato e non ha la preparazione, è meglio affidarsi a dei consulenti finanziari iscritti all'albo. Evitare il fai da te, perché poi si rischia di perdere i soldi, e guadagnare i soldi è comunque cosa non sempre facile, anzi spesso è molto difficile, spesso è anche, ahimè, molto tassata, anche se in manovra ci sono delle novità che è stata presentata oggi per i lavoratori, una semplificazione fiscale che aiuta i redditi più bassi, quindi positiva,
e anche delle detassazioni sugli straordinari. Quindi Antonino, questa è un po' la fotografia dei mercati in questi giorni, e vedremo poi che accadrà anche in Medio Oriente, che accadrà, speriamo che, insomma, che non ci siano ulteriori escalation, perché ovviamente se in Medio Oriente c'è un'escalation il prezzo del petrolio ne risente, e quindi anche la nostra benzina. Questo è poco ma sicuro. Però Antonio, ti volevo chiedere questo, quando tu dicevi del dollaro debole, ma un dollaro debole non favorisce comunque l'economia americana? Sì, infatti gli Stati Uniti, al di là dopo della discussione politica, sono andati molto bene in questi anni. Nonostante l'inflazione c'è stato un aumento della liquidità, le borse sono volate, ma sono volate anche perché le aziende, soprattutto le principali aziende, hanno prodotto tanti utili, profitti. Comunque gli Stati Uniti sono sempre il leader di tecnologia a livello mondiale. Abbiamo visto anche da Musk, che in una settimana ha lanciato il robot, no? Per la casa, Certo. ha lanciato un razzo nello spazio, ha lanciato la guida automatica dei taxi, insomma non è uno che si ferma. Cioè, gli Stati Uniti ancora hanno il cosiddetto dominio tecnologico, e quindi sono sicuramente una realtà che anche perché dietro hanno, quali sono i fondamentali, no? Si dice degli Stati Uniti. Beh, cosa c'è dietro il dollaro? Beh, quando tu hai anche sei la prima potenza militare, come si suol dire, insomma il dollaro può avere delle oscillazioni. Mi sono visto il grafico degli ultimi anni, no? Alla fine anche tutto questo rapporto dollaro, cioè alla fine un po' si rincorrono gli andamenti tra dollaro e euro, quindi tutto sommato tutto questo differenziale, noi non siamo più negli anni 80 o inizio anni 90, quindi c'era un grosso differenziale, una grossa banda di oscillazione tra lira e dollaro. Oggi un periodo va su il dollaro, un periodo scende l'euro, insomma sono molto, insomma sì, c'è molta sinergia, ecco, tra le due valute. Quindi Stati Uniti, adesso ci sarà un periodo un po' di tensione da qua negli ultimi giorni sulle elezioni. Ho visto che secondo gli italiani sembrerebbe che Kamala Harris vincerebbe con il 75% da un sondaggio fatto sugli italiani, cioè voterebbero per i 2/3 per Kamala Harris. Io penso che andrà un po' diversamente. Anch'io. Ho parlato anche con conoscenti, anche con amici negli Stati Uniti, e Trump invece sta molto forte, sta andando molto bene. Kamala non è vista, poi tutto può succedere. Si vota in maniera poi particolare negli Stati Uniti, nel senso che vota circa un 30%, poi non è che in alcuni stati addirittura non chiedono neanche la carta d'identità per votare, cioè un modello completamente diverso rispetto all'Italia. Io sono convinto che Trump comunque sia molto forte, abbia dietro molti persone, anche del mondo capitani d'azienda. E un dato interessante, lo stesso Warren Buffett ha rilasciato oggi, che è il più grande investitore al mondo, ha rilasciato una nota che non è insomma a suo uso, in cui dice che lui non dà l'endorsement. Lui è storicamente, anche se figlio di un parlamentare americano repubblicano, ha sempre votato democratico, ha sempre sostenuto anche candidati democratici. Questa volta ha detto che non appoggia né Trump e né Kamala Harris, quindi secondo me questo è anche un dato importante. Quindi anche il più grande imprenditore, il più grande finanziere americano non nega l'endorsement a Kamala Harris, cioè questo secondo me è un grande dato. Quindi vedremo che accadrà, sarà interessante per vedere anche la risposta dei mercati, ma perché non è che ci ne frega tanto di Wall Street o della City di Londra, ma soprattutto per i nostri risparmi.
Sì. per chi è a casa e vuole ovviamente ottenere qualcosina da questi risparmi. Quindi monitoreremo per i nostri ascoltatori la situazione. Senti, io oggi ho scritto un pezzo che uscirà credo domani o dopodomani su Italia Oggi, dove mettevo assieme un po' di analisi che sono state fatte sia da Reuters che dalla BBC, appunto nel caso di vittoria di Trump. Nel caso di vittoria di Trump si diceva attenzione perché Trump per prima cosa piglia e spara un bel dazio fisso del 20% per i beni che arrivano dal Messico e dal Canada, quindi viene rivisto l'accordo di libero commercio con Canada e Messico che ha le sue radici quando noi eravamo ragazzi nel lontano 94 per volontà di Clinton. E poi c'è un altro fatto. L'altro fatto è che la Reuters fa un'analisi e dice guardate che se vince Trump con questo giochino dei dazi, che addirittura nei confronti del prodotto cinese sarà pari al 60%, niente di meno, addirittura per certe auto fino al 200%, in questo caso praticamente tutto il cono sud diventa appannaggio della Cina, come già lo è per esempio il Brasile per quanto riguarda la soia. Ecco, un'America meridionale nelle mani della Cina, quanto fastidio può dare economicamente a Trump? Allora, sicuramente Antonino, molto interessante questo aspetto che tu tocchi, cioè quale sarà la politica economica, fiscale, e si comincia a parlare di dazi. Anche in Europa è stato riunito un comitato, no, per valutare soprattutto le importazioni delle auto cinesi. Io penso che poi alla fine ci saranno due tendenziali. Sicuramente verranno messi dei dazi, non saranno così alti come pensiamo, come sono annunciati in campagna elettorale, però verranno messi. Perché rischi di alcuni settori, se non li metti, vengono spazzati via dalla concorrenza cinese. Vedo anche l'aspetto per calmierare un po' il discorso dei prezzi, cioè vedo ci sarà sicuramente una forte inversione che arriverà dagli Stati Uniti sul tema delle migrazioni. Secondo me stiamo finalmente arrivando, se con Trump venisse eletto, alla fine dei open border, cioè dei porti aperti, dei confini aperti, che ovviamente oggi in questo momento c'è. Cioè, paesi sotto. Io, con la mia opinione, io considero alcune azioni anche di migrazione così spinta operazioni di guerra ibrida. Però secondo me ci sarà un'inversione, cioè con Trump, perché hanno stufato anche l'establishment, ci sarà un blocco di tutto questo. Ovviamente c'è una grossa migrazione che, insomma, illegale dagli Stati Uniti, che crea problemi sociali, e questo notevolmente secondo me darà anche il freno anche in Europa, e attraverso anche una moral suasion di tanti ambienti, non solo politici, perché ogni tanto le moral suasion arrivano anche da oltreoceano, l'abbiamo visto anche nel 93, 94, 92, e secondo me anche in Italia arriverà una moral suasion importante, arriverà perché non possiamo più permettere che il continente sia che veniamo, insomma, invasi. Quindi capisco che qualcuno, no, faccia delle sentenze, delle cose che per cui non è che l'Italia può diventare, no, invasa da miliardi di persone che vivono fuori continente europeo. Quindi dall'America parte, secondo me, la politica dei porti è finita, quindi ci sarà una ricollocazione geopolitica anche su questi temi, e per noi può essere solo utile, anche per il governo in carica, insomma, avere un appoggio forte della prima economia, della prima potenza geopolitica, con un'azione, insomma, forte contro l'immigrazione, e anche secondo me un po' sui dazi, perché un aiuto magari su una politica di contenimento di alcune tecnologie. Magari sì, è vero che la teoria economica ci dice che il mercato dovrebbe essere libero, però io importo tutte le macchine cinesi, mi chiudono tutte le fabbriche d'auto in Europa. Io ho 1 milione di persone che devo ricollocare, cioè che li faccio fare? Appunto. E posso far venire migliaia e migliaia di migranti quando comincio ad avere disoccupazione in aumento? Cioè, allora crea il caos sociale. Quindi
insomma delle due l'una, no? Qualcuno vuole il caos e qualcun altro invece vuole l'ordine e la sicurezza. Ma sai, questa settimana a un comizio Trump ha detto una cosa di questo genere parlando dei dazi. Ha detto, attenzione, prima erano i paesi esteri a creare problemi ai lavoratori americani, ora dovranno essere i lavoratori americani a creare problemi ai paesi esteri, che è il concetto dell'America First. Ma io non mi pare di aver sentito la von der Leyen dire adesso saranno i lavoratori europei a creare problemi alla manodopera nel resto del mondo, perché invece si continua a discutere bellamente di distruzione del motore endotermico, si continua a discutere bellamente di affidarci alla Cina per l'energia, il solare, tutte tecnologie peraltro sviluppate in Occidente, ma che sono state delocalizzate, quindi vergogna sull'Occidente che ha delocalizzato tutto questo, e continuiamo bellamente a farci del male. Io penso che ho visto un po' di dati sulle vendite che sono uscite, chi è puntato sul full electric oggi in Europa, in media tra meno 20 e meno 50% di vendite. Addirittura Porsche, modelli Porsche parliamo, quindi non è che parliamo di modello Taycan sta a meno 50% gli ultimi dati, è full electric. E secondo me sarà anche un bagno di sangue per la Macan elettrica, full electric. Quindi delle due l'una, cioè, a fine Tavares non ha detto una roba sbagliata, cioè di fatto oggi la regalano queste macchine perché non si vendono, quindi delle due l'una, no? E quindi o si cambia a livello geopolitico europeo o questi saranno costretti a mandare a casa la gente, quindi che viviamo poi del reddito di auto elettrica? Vedo una rincorsa utopica, e la realtà poi penso che arriverà e sta arrivando in maniera devastante, e dobbiamo essere anche bravi noi, ma penso che la spinta anche degli Stati Uniti sarà importante avere un forte alleato a livello americano, anche per l'Italia, che comunque da sempre è uno dei paesi più vicini agli Stati Uniti. Antonio, io voglio ringraziarti del tuo tempo e della tua presenza in questa trasmissione, quindi al piacere di ritrovarci il 30 ottobre. Un saluto, Antonino, a tutti gli amici di Radio Libertà, sempre viva la Radio Libertà, seguitela sui canali social, su anche Facebook, Instagram, cercate anche di far ascoltare su DAB più amici che si sintonizzino su Radio Libertà. Alla Grazie prossima. a te. Ciao. Sigla e andiamo in pausa e poi ci ascoltiamo un pezzo del 1943 di Natalino 8, o un sassolino nella scarpa. Ma chi avrà questo sassolino nella scarpa? È Annalisa Tardino, poi vi spiego perché, a tra poco. Avete ascoltato Conto Corrente. It's a crime. Nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai, batto il piede in su, lo batto in giù, giro e mi rigiro, sembro Belzebù, conto le stelle duna, ai, cerco il sorridere alla luna, ai, provo fischiettare da cantare, ma quel sassolino mi fa sempre mal, piano piano devo camminare, faccio un passo poi mi devo fermare, sono proprio sfortunato, sì, tutta colpa sassolino piccolino che sei qui, ho un sassolino nella scarpa.
carpa, ai che mi fa tanto male, ai fatto il piede in su, lo batto in giù, gira e mi rigiro sempre verso tu. Sassolino piccolino che sei qui, un sassolino nella scarpa, ai che mi fa tanto male, ai fatto il piede in su, lo batto in giù, fatto il piede, mi fa tanto tanto male. La linea. Le 19 e quasi 33 minuti sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Noi concludiamo la nostra trasmissione dopo aver ascoltato questo pezzo del 1943, Natalino 8 o un sassolino nella scarpa. Beh, un sassolino nella scarpa ce l'ha anche la nostra Annalisa Tardino che con impegno e cuore è già stata eurodeputata in quel dell'Europarlamento, ma che con altrettanto cuore continua a lottare per la sua Sicilia e a lottare per la sua Licata in provincia di Agrigento, Licata che in questi giorni è andata sotto il fango e sotto l'inondazione del fiume Salso, Licata che deve rimettersi in piedi come tutte le regioni che sono state duramente colpite dal maltempo, Licata nella quale mentre c'è il viale principale ancora ingombro dell'acqua e del fango, Leoluca Orlando va e inaugura invece e partecipa al varo della nuova nave, la quinta nave di una ONG. E poi c'è molto altro da dire, state a sentire che cosa ci siamo detti in questo faccia a faccia con Annalisa Tardino, che ringrazio, e al termine del faccia a faccia ci salutiamo con la sigla di stasera e naturalmente con una bella canzone, Mario Merola, Zappatore del 1980, a Dinocchio de Basame Stimmane, perché è proprio così, per rispetto al padre, che era il padre, lo zappatore era il padre dell'avvocato, insomma sapete tutta la storia della canzone. Comunque adesso parola ad Annalisa Tardino, state a sentire che cosa succede in Sicilia. Grazie per essere stati con noi, appuntamento domani alle 18:05 trattabili sulle nostre magiche onde e non dimenticate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Questa sera io ho il piacere di ritrovare una gradita ospite che molti di voi conoscono, è stata una valente eurodeputata all'Europarlamento in quel di Bruxelles, oggi dalla Sicilia continua a portare avanti le battaglie sotto il segno di Alberto da Giussano. E Annalisa Tardino, che ringrazio del suo tempo e della sua cortesia, e che insomma a cui ho chiesto questa intervista perché francamente ieri sui suoi social mi sono imbattuto in un video veramente particolare. Intanto sapete che Annalisa Tardino vive a Licata che ahimè in provincia di Agrigento ha dovuto sopportare in questi giorni una grossa alluvione, fotografie veramente che lasciano il dramma. Ora più che altro c'è il fango e in tutto questo, mentre Annalisa denunciava questa situazione,
c'è stato qualcun altro che ha ben pensato di andare a Licata non tanto per denunciare questa situazione, chiedere l'intervento della regione, dello Stato, di chi che sia, ma per inaugurare, per partecipare al varo della nave di una ONG. Allora, Annalisa, buonasera intanto e bentornata. Chi era il nostro eroe? Grazie, buongiorno, grazie per l'invito. Beh, il nostro eroe è il adesso eurodeputato Leoluca Orlando, nonché ex sindaco di Palermo, afferente alla famiglia De Verdi, adesso in Europarlamento, sempre militante della sinistra. Ma Leoluca Orlando lo conosciamo per queste battaglie, certo credo che abbia anche toccato, non dico un limite, perché ci immaginiamo diciamo, sempre azioni in crescendo, però quello che ha fatto l'altro ieri ha veramente dell'assurdo e ritengo che sia anche irrispettoso nei confronti di una città intera che sta affrontando una situazione molto molto difficile. Quindi andare ai cantieri navali ad assistere al varo della quinta, ben 5 navi della flotta delle ONG Sea High, e credo che sia proprio veramente diciamo, una mancanza di delicatezza e di rispetto nei confronti di tanti cittadini licatesi. Credo sarebbe interessante capire chi è che finanzia la costruzione di queste navi, già che ci siamo. Ecco, e invece a Licata la situazione com'è? Parliamo di cose gravi e impellenti. Ma guarda, allora, io ho anche denunciato subito e peraltro purtroppo lo denunciamo a chi di dovere già da tempo, la situazione delle nostre risorse idriche che passano diciamo, da situazioni paradossali in maniera assurda, perché Licata è attraversata dal secondo fiume più importante della Sicilia, il più lungo, 113 chilometri, che è il cosiddetto fiume Salso, che parte dalle montagne del Palermitano per sfociare a Licata. Da lì le esondazioni nei periodi di maltempo, purtroppo, questa non è la prima, purtroppo si verificano per tanti motivi. Non solo diciamo, per gli argini, che pure la città, chiaramente con le risorse limitate degli enti locali, ha nel corso degli anni provato a sistemare, ma per tanti motivi che denunciano, e questo l'abbiamo anche visto purtroppo in questi 2 anni di ministero del nostro ministro alle infrastrutture Matteo Salvini, denunciano una situazione di lassismo, ecco, se vogliamo usare un termine gentile, da parte delle istituzioni che dovrebbero occuparsi di sistemare gli argini, di pulire diciamo, il letto dei fiumi, di cercare di capire se ci sono dei punti ostruiti. Il fiume Salso è esondato nella piana del Salso, perché prima di arrivare a mare attraversa una zona che viene definita, chiamata proprio piana del Salso, e che è tutta dedicata all'agricoltura, e ora anche vi dico il paradosso, portando con sé addirittura dei divani. Abbiamo visto un divano che arrivava al mare, oltre che detriti e tutte le sporcizie possibili e immaginabili. Credo che questo non sia accettabile, perché se è vero che diciamo, c'è un cambiamento climatico, ma come c'è sempre stato diciamo, nei secoli, se è vero che ci sono delle problematiche insomma, e degli eventi eccezionali che certamente nessuno diciamo, ha il potere di modificare, è anche vero che poiché sono sempre più ricorrenti, le istituzioni dovrebbero occuparsi di prevenire, e quindi chiaro dovremmo fare un'attività di prevenzione a livello certamente regionale, locale, e con i fondi che oggi per fortuna non sono mancati da parte del governo. Dicevo che il fiume peraltro è esondato nella sua piana, che è la piana del Salso, e sentite lì tutta quella zona è tutta dedicata all'agricoltura, ed è da almeno 1 anno e mezzo che cerco di portare avanti attraverso un consorzio, insieme ad un consorzio di agricoltori, un progetto che avrebbe consentito di avere l'acqua a Licata, perché purtroppo Licata, come i nostri ascoltatori non sapranno, è una di quelle città in cui c'è la maggiore siccità, e la nostra agricoltura si è ritrovata e stava ritrovando sull'orlo diciamo, proprio al collasso a causa della siccità. Paradossalmente oggi... Chiedo scusa, cioè per farlo capire ai nostri ascoltatori, a Licata, come per esempio anche a Bagheria, da dove è originaria la mia famiglia, quindi l'acqua arriva a determinate ore, in determinati giorni della settimana,
e ognuno ha il motore che tira sull'acqua, il Si è motore elettrico. razionalizzata, purtroppo Ah. razionalizzata, con tanti sacrifici la città è andata avanti, ma l'agricoltura praticamente non ne ha. In questi anni, in quest'ultimo anno, soprattutto con il ministro Salvini abbiamo cercato di lavorare, diciamo, sugli invasi e sulle dighe, su quelle infrastrutture che dovrebbero consentire, se fossero, diciamo, state definite anzitempo, diciamo, e nei modi corretti, di aiutare l'agricoltura. Lì c'è un problema importante. Oggi paradossalmente l'agricoltura muore a causa dell'acqua, perché la piana del Sasso si è allagata, ci sono danni importantissimi, credo che insomma la maggior parte delle aziende non riuscirà a recuperare nulla. Devo dire che la macchina regionale è in moto in maniera importante e non è mancato assolutamente il supporto, anzi è stato, diciamo, ed è tuttora efficace il supporto da parte della protezione di tutte, insomma, diciamo, c'è un forte spiegamento di uomini e mezzi, è però chiaro che questi danni sono tante famiglie che hanno lavorato e non sappiamo, ecco, insomma, come se riusciremo ad aiutarli in maniera come dovuto, ecco. E quindi una situazione veramente assurda, senza contare poi i danni ai negozi, alle case, perché nelle foto che ho postato nel mio video si vede che tutto il corso principale, quel lungo fiume in una delle foto, è il corso principale che va dal Palazzo di Città fino ad arrivare al fiume, ed era tutto un fiume di acqua. E ce n'è un'altra in cui si vede come c'è il letto del fiume e la strada accanto, che era una strada molto grande, è un altro letto di fiume. Quindi la città è stata totalmente sommersa dall'acqua. In questo contesto l'Europa Orlando ha ben pensato di andarsene al porto per festeggiare il varo della quinta nave della flotta LNG. Bene, ognuno festeggia quello che vuole, d'altronde. Chissà che hanno da festeggiare gli agricoltori della Piana del Salso, dove, correggimi se sbaglio, si fanno pomodori e credo zona anche di ulivi nella zona dell'Icatese. Sì, diciamo sono importanti coltivazioni soprattutto di pomodoro, anzi c'è un pomodoro particolare che viene chiamato buttiglietto, diciamo, lo pubblicizziamo, e poi, diciamo, ci sono diversi ortaggi, ma anche gli ulivi, diciamo, si fanno le produzioni, poi ecco, dipende dalle stagioni, diciamo, la stagione è già finita, però l'Icata ha un'importante produzione anche di meloni, di cantalupo, diciamo, che è una nostra specialità, e quindi è stata ad oggi una cittadina votata all'agricoltura, peraltro, diciamo, di eccellenza. Speriamo, ecco, insomma, che riusciremo a poter continuare a farlo. Ecco, in tutto questo, appunto, io penso alle ultime puntate che abbiamo fatto di Chilometro Zoom con Lorenzo Viviani tra giugno e luglio, e noi parlavamo con questo responsabile della CIA, il dottor Valenti, il quale ci raccontava la situazione degli invasi sulle Madonie, la situazione degli invasi non finiti, il dramma degli allevatori che hanno dovuto abbattere i capi. Allora, da dove si riparte? Perché qui si passa dall'eccesso estivo all'eccesso invernale, cioè mi pare che qui ci sia da fare dighe come se piovesse, vasche di laminazione e probabilmente tornare a quella cosa che non si fa più, cioè la gestione e la manutenzione del suolo, perché nel momento in cui con una scena che sembra veramente la gag dei Simpson, prende e arriva un divano addirittura sulla spiaggia allicata, io qualche domanda me la porrei. Cioè, chi è che va a buttare come suo solito i divani o i rifiuti o i rottami sull'argine del fiume? Perché non c'è nessuno che controlla? Perché non c'è nessuno che fa multe come se piovesse? Perché non accade la manutenzione, appunto, di tutto un letto di un fiume, di tutta una zona naturalmente produttiva? Qua c'è sempre l'idea che, vabbè, alla fine una soluzione si trova. Non funziona così. No, non funziona così. Vado con ordine. Allora, intanto dighe, sì, diciamo, le stiamo attenzionando a maggior ragione. Io facevo l'europarlamentare, non mi occupavo certamente di infrastrutture locali,
però dando ecco, insomma, il mio contributo come rappresentante istituzionale sul territorio e in contatto diretto con il ministro Salvini, mi sono resa conto e ci siamo resi conto quanto siamo indietro. Lei pensa, diciamo, che sempre per parlare, ecco, insomma, di Licata, noi abbiamo una diga, la famosissima diga Gibesi, che non esiste, e che però è quella che è deputata a servire il territorio di Licata. È in costruzione non si sa da quanto tempo, erano stati peraltro predisposti dei finanziamenti importanti che sono tornati indietro. Abbiamo chiesto l'utilizzo di un'altra diga che è di un comune vicino, il comune di Naro, e c'è una contesa, siamo anche finiti su Repubblica perché c'è una contesa tra i due comuni, perché nonostante i comuni fanno delle coltivazioni diverse, anche alternative a livello stagionale, però non c'è il placet, ecco, diciamo, dell'altro comune per poter aiutare il Licata e l'agricoltura licatese. Quindi in quella zona, diciamo, siamo veramente con le dighe, non esistono, e quindi non c'è una raccolta delle acque. Ci sono furti di acque, perché diciamo, che non voglio assolutamente giustificare, ma che molti, ecco, ne approfittano, e chi lo fa per stato di bisogno, almeno così dice, chi lo fa per evitare, ecco, di pagare. Però certamente, diciamo, un maggiore controllo del territorio, una prevenzione, un'organizzazione eviterebbe anche queste situazioni. E poi sul mancato controllo e sulla mancata programmazione del territorio, beh, allora ecco, chiediamoci, non voglio accusare nessuno, ma chiediamoci chi ci ha amministrato. Ora, io qui esce purtroppo, o per fortuna, non lo so, dite voi, l'anima leghista che c'è in me. Quando mi dicono che, ecco, che l'autonomia differenziata creerà due territori, dividerà l'Italia tra Italia del nord e del sud, gli dico, guardate che è già divisa, cioè il sud non è diciamo, l'Italia di serie B, ma è l'Italia di serie C, perché se basta viaggiare, uscire un attimo da casa e ci si rende conto che al nord funziona diversamente, chiediamoci perché, e che poi a maggior ragione se vai in Europa o ti giri l'Europa come per lavoro ho fatto io in questi anni, ti rendi conto che noi siamo l'Africa del nord. Io ripeto, non voglio accusare nessuno, però da semplice cittadina siciliana qualche domanda me la devo fare. Non so se altrove è consentito di prendere un divano e buttarlo al fiume, diciamo, senza che nessuno se ne accorga o che dica nulla, però questo purtroppo è la Sicilia. Per carità, non tutto va così, ci sono molte cose che sappiamo fare e che facciamo bene. Oggi penso che il presidente Schifani stia dimostrando di avere un pugno duro, c'è tantissimo da fare. Avevamo già iniziato a lavorare con il presidente Musumeci, ci sono stati 2 anni di Covid e quindi chiaro, insomma, che molte cose che erano in programma non sono state fatte, però c'è una parte della classe dirigente siciliana che secondo me non si assume mai le responsabilità, e per questo io sono favorevole all'autonomia differenziata, perché ritengo che debba essere una doppia responsabilità di chi va a votare, si assume la responsabilità di eleggere gente che non è all'altezza, e di chi amministra e deve essere inchiodato alle proprie responsabilità. Non sono in grado di far funzionare la macchina amministrativa, bene, diciamo, ecco, non c'ho il papà che mi aiuta, il papà Stato. Ecco, io volevo dire una cosa a proposito di Naro. Viene in taglio Occhio di capra di Leonardo Sciascia, questo libro del 1984, dove lui racconta i modi e i detti di Racalmuto e dice che sostanzialmente dalle sue parti si dice a Naro che c'è a replica, a Naro dove fanno la replica, quando qualcuno insiste nel chiedere ancora qualcosa. Quindi è proprio, passateci la battuta un po' campanilista, un po' ironica, è proprio pianeta del comune di Naro il fatto di negarvi l'acqua. Quindi ogni volta il sindaco di Licata ci va e gli dice mi dai l'acqua, e quello gli risponde a Naro che c'è a replica. Evidentemente è così. Ma guarda, speriamo, ecco, insomma, io sono sempre positiva e quindi penso che anche delle occasioni negative, dagli eventi brutti possono poi arrivare alle cose belle. Quindi magari questa attenzione che oggi ci sarà al mondo, alla nostra agricoltura, alla nostra città, possa aprire un faro permanente e non, diciamo, dare uno spazio momentaneo, perché poi, ecco, adesso faranno tutti gli assessori faranno le passerelle che, diciamo, speriamo non siano solamente passerelle, quindi ecco, continuiamo ad essere
positivi, prima o poi ce la faremo. Certamente. Allora chiudiamo con la domanda del bravo intervistatore, come dice Gianni Minà. Che cosa farai domani? Allora, domani cos'è? Giovedì, ecco. Ma allora, diciamo, io al momento mi occupo sempre, ecco, di portare avanti quelle che sono le istanze dei cittadini, grazie al partito, di cui, diciamo, ecco, sono insomma un esponente militante che si impegna. Sono in attesa degli incastri della politica, come dice il ministro Salvini, nonché nostro segretario, e quindi non so ancora bene di preciso di cosa mi occuperò, però ecco, insomma, intanto mi occupo della gente, che è il motivo per il quale ho iniziato a fare politica. Ecco, che mi sembra la cosa migliore, appunto, essendo polis la città. Siamo tutti noi polis, che è la cosa fondamentale alla base del nostro lavoro. Allora, buon lavoro e grazie ancora. Grazie a te per l'invito. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Felicissima sera.